lavoro, soddisfazioni professionali tantissime, rapporti umani bellissimi, 17 anni vissuti in serenità, che mi hanno arricchito tanto perché ho incontrato tante persone sia professionalmente che umanamente e che porterò sempre nel mio cuore. Ora però devo andare a riposarmi perché 47 anni sono tanti. Io in qualsiasi posto sono andata ho sempre portato me stessa e in qualsiasi posto sono andata ho trattato le persone prima come persone e poi nel riconoscimento del loro ruolo, quindi non mi interessava se era un collaboratore scolastico perché il ruolo veniva dopo, prima veniva la persona speciale del collaboratore scolastico. Cerco di lasciare una scia di profumo intorno a me perché chiunque mi stia attorno ne possa godere un po' di questo profumo. Non è altro che un profumo, guardi, di semplicità, di umiltà, di apertura, di accoglienza e di ascolto, non è altro. Di tornare alla Agrigento a festeggiare una preside, ma vorrei dire una maestra in tutti i sensi di vita, una che con la sua signorilità è riuscita a creare una comunità educante unica forse nella nostra provincia, non perché le altre scuole, ma lei con la sua signorilità e col suo amore verso gli studenti e gli alunni ha veramente costruito qualcosa di indelibile e che nessuno potrà mai dimenticare. 47 anni di servizio, la dicono lunga, la sua dolcezza, il suo amore per la scuola ha fatto sì che oggi più si possa dire la scuola continuerà sulle orme del suo insegnamento. Io quasi quasi ritornerei un po' indietro e se pensassimo un attimo a Barbiana, alla scuola di Don Milani, capiremmo come il lavoro di Silvana sia stato un lavoro sulle orme, su quei valori di cui la scuola ancora oggi ha bisogno. Silvana Spirio è arrivata a Raffadale nel 2007, quando io sono stato eletto sindaco, quindi 17 anni di collaborazione, 17 anni di impegno per cercare di migliorare la struttura, di soddisfare tutte le richieste e le esigenze che il mondo scolastico ha avuto in questi anni e devo dire lei con l'autorevolezza che aveva riusciva ad ottenere senza mostrare i muscoli, soltanto con il modo di chiedere già metteva in condizione l'amministrazione nel cercare di soddisfare tutto ciò, le esigenze che lei aveva. È stata una grande dirigente scolastica, come sindaco ho il dovere di ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la mia comunità. Silvana è ancora giovane, quindi ha una vita davanti, tante belle mille cose. Lei è una molto creativa, è una che sicuramente riuscirà ad occupare il tempo della sua giornata cercando di fare delle cose positive e di costruire ancora un futuro migliore per lei e per la sua famiglia.